dall'Elsatar bruciando ardesse. 53 giorni e ogni giorno fuoco, e ogni giorno fame, e ogni giorno bombe, e ogni giorno traditori con carri armati e con dollari. 53 giorni e dietro alle croci, come una cagna impazzita, a urli ogni giorno la morte, a pezzi, a schegge, a frantumi, a tronconi ogni giorno la morte, contro un muro d'occhi, contro un giro di speranze, contro un cerchio di mani e fucili, contro tutto un popolo in piedi, ogni giorno e per 53 giorni, come una cagna impazzita, a urli tornò ogni giorno la morte, prima che con l'inganno dall'Elsatar bruciando ardesse. L'inganno, valorosi di ashrafie, massacratori di bambini, sciacalli delle macerie, tigri, per sventrare le donne, con l'inganno, e dai loro palazzi, agitando trattati, Gemayel di numeri e banche, Shamoun, il patriota che difende bordelli, e Notturno, il prete Cassis, di medioevo e coltelli, mentre nell'angolo più sudicio della vergogna il 2 volte traditore Assad conta e riconta il suo prezzo con l'inganno, quel 12 agosto che ancora ci vuole sul cuore, fascisti in branco di muso insanguinato che si dicono cristiani, con l'inganno entrarono e agitando trattati in dall'Elsatar, tristi macellai, in nome dell'Occidente civile, per rompere, sguardare, saccheggiare, bruciare, sgozzare, finché di qua e di là la loro pace fra le rovine andò lungamente beccando l'occhio sbarrato dei